Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Oggi vi voglio raccontare un'altra storia di fantasia e perciò vi porto sul passo della Vena con me in moto. Bene, vi racconto, da come avete visto nella mascherina principale, quando il vostro Marietto Veneziano ha cominciato o a diciamo più che ha cominciato gli hanno fatto vedere per la prima volta i circuiti radiostesici, cioè più che circuiti radiostesici per la verità sono quadranti radiostesici. I circuiti invece possono essere solo radionici perché mandano le onde di forma. Bene, il racconto inizia quando il vostro Marietto era alla colonia estiva fatta praticamente prodotta dai preti del paese, cioè più che del paese era una scuola cattolica a pochi chilometri di distanza da dove abitava il vostro Marietto che ogni anno promuoveva questa colonia estiva in montagna e il vostro Marietto era già la terza volta che ci andava. Quindi era il terzo anno e le solite noie delle colonie estive fatte dei preti, sempre le stesse cose, solo maschietti, calcio, scacchi, ping pong, calcetto, insomma solite cose. E però il vostro Marietto si destreggiava bene. Aveva 10 anni e praticamente faceva passare il tempo in questo bellissimo posto in montagna con tanti alberi, un piccolo campetto da calcio. Provate a immaginarvi la situazione 40 anni fa, 45 anni fa più o meno, ed era già un bel posticino per quel periodo lì. Comunque andiamo subito al sodo e guardiamo il racconto. Allora, il Marietto un bel giorno sente arrivare il direttore della struttura, che era un prete chiaramente, e gli dice: domani arriverà dalla diocesi di Milano una persona molto importante che vi farà giocare. A che il Marietto, e non solo il Marietto, subito addrizzò le orecchie perché pensava chissà chi mi arriva su domani, magari arriva sul vescovo, il cardinale che ci vuole far giocare, no? E l'aveva detto in special modo solo a tutti i bambini del paese da dove arrivavo io. Praticamente quasi tutti i ragazzini del paese da dove arrivavo io si erano iscritti a questa colonia. Praticamente tutti quelli della mia età, della mia classe di anno, erano in questa colonia. E lui disse che proprio veniva questo tipo, questo soggetto, veniva su dalla diocesi di Milano per giocare con noi. Al che io ero felicissimo, mi aspettavo chissà chi e chissà che cosa, un vescovo, un cardinale, qualcosa, un pezzo da 90 che venisse su. No? E quindi ero preparatissimo. Voi immaginatevi d'estate in montagna a circa 1000 metri d'altezza, il vostro Marietto che aspettava che arrivasse su qualcuno dalla diocesi di Milano a farlo giocare. E il giorno dopo, infatti, arrivò una macchina blu con l'autista. C'era questo bellissimo pezzo di strada in mezzo ai pini e aspettavamo tutti insieme questo personaggio misterioso, mega galattico. E alla fine arriva su con l'autista, si corre alla porta della macchina, questa macchina blu presidenziale, e chi ti esce? Ti esce un pretino di 25 anni massimo, giovane, una via di mezzo fra Jerry Lewis e Adriano Celentano, un moleggiato, con in mano una mappetta. Io lo guardo, avevo 10 anni e cerco quello che ci avrebbe dovuto far giocare e c'era solo lui in macchina, l'autista. Anche ho pensato, ma magari lui. E infatti era lui. Questo pretino appena scende dalla macchina ci raduna tutti quelli del nostro paese, va dal direttore, insomma praticamente ci chiama tutti, solamente quelli del nostro paese, e il direttore ci mette praticamente nel cortile, prende una sedia, un tavolino e ci mette tutti in fila davanti a lui. Ok, io pensavo adesso si inizierà a giocare, che bello. E incomincia a fare a ogni persona, a ogni ragazzino di noi, il terzo grado. Chi sono i tuoi genitori, quanto sei alto, quanto pesi, che scuola fai, che lavoro fa tuo papà, come si chiama tua mamma, tua zia, insomma, a ogni persona gli faceva il terzo grado e scriveva giù. Io guardavo impaziente il direttore che era
a fianco di lui, mentre il pretino era seduto su una sedia con un piccolo tavolo e questa piccola mappetta che scriveva, e dicevo e pensavo, ma quando è che si inizia a giocare? Poi a un certo punto, quando questi 7-8 ragazzini aveva fatto tutto il terzo grado, aveva preso tu, mancava solo le impronte digitali, e comincia a tirare fuori un piombo da operaio con un filo. Al che io guardo sta scena e non capisco cosa serviva questo piombo da operaio. E chiedevo al direttore, ma quando è che si inizia a giocare? E il direttore dell'istituto mi dice, adesso si inizia a giocare. Allora i più grandicelli li facevo andare davanti a tutti e gli dicevo di parlare col piombo, di fargli delle domande al piombo. Io lo guardo e dicevo, ma com'è? Adesso ci si mette a fare delle domande al piombo, degli operai muratori, perché vabbè che avrò avuto 10 anni, però insomma riuscivo a distinguere un piombo per operai. E a un certo punto è toccato il mio turno e vedevo che quando facevo le domande a questo piombo, questo si spostava ed ero un po' preoccupato. Comunque, vabbè, il primo test l'avevo superato perché praticamente questo gioco era un test e c'era una fetta di persone che non aveva superato il test e una fetta che l'aveva superato, una fetta di bambini che non l'aveva superato. E io stranamente ero uno di quelli che era riuscito a superare il test. E il pretino ci dice bene, dice i nomi di quelle persone che avevano superato il test e ci dice che l'indomani ci saremmo trovati nel suo ufficio, cioè nell'ufficio del direttore, per un altro tester, per un altro gioco e domani sarebbe iniziato veramente il gioco. Allora io tutto entusiasta, bene, questo non sarà il gioco, ma domani andiamo a fare il gioco. E cosa succede? Il giorno dopo ci chiamano uno a uno praticamente nel posto dove c'era la segreteria del direttore dell'istituto, ci fanno entrare a uno e quello che entrava, quando usciva, non diceva cosa era successo in questa stanzetta. Io ero super curioso e tocca a me. Io entro, vedo questo pretino davanti a me con un pendolino color oro e subito ho detto, cavoli, ma questo qui ha un pendolino, cioè ha un pendolo color oro diverso da quello di ieri che era un peso da muratore, no? E ho pensato, ma come fa a spendere così tanti soldi per una catenella e un pendolo? Ma in realtà era di ottone, ma il vostro marietto sapete che 10 anni, cioè 45 anni fa, era un po' svirgolato, eh? Quindi cosa succede? Il pretino lo fa sedere al posto suo e tira fuori dei quadranti radiostesici che io non avevo mai visto in vita mia, non sapevo neanche cos'ero. E mi disse, guarda, queste cose qua sono cose segrete, non le può vedere nessuno, ma io te le faccio vedere a te. E c'erano praticamente 10 quadranti radiostesici e il pretino mi fece delle domande, come mi chiamavo, quanti anni avevo e di qua di là. Le cose che sbagliavo, che sbagliai io, furono il mio nome, la mia data di nascita e una cosa che in realtà non avevo sbagliato, cioè il prete mi chiese che giorno era quel giorno lì. E c'era anche il direttore dell'istituto e io dissi un altro giorno, cioè il pendolino andò su un altro giorno. Il direttore dell'istituto, visto che era pappa ciccia con i genitori degli altri bambini del mio paese, visto che erano personaggi potenti, era contento che io avessi sbagliato il giorno. In realtà il pretino aveva capito che avevo detto i giorni solari e non i giorni gregoriani. E infatti si voltò verso il direttore dell'istituto e gli disse, guarda che ha ragione lui, perché lui sta rispondendo col pendolino sui giorni solari, non sui giorni gregoriani della settimana. E quindi vedrai che quando noi avremo studiato, vedrai che salterà fuori che ha ragione lui. E infatti il giorno dopo mi dissero che avevo ragione io. Ma poi è successa un'altra cosa. Successe che io, visto che non mi ricordavo che mi avevano cambiato il nome, continuavo a dire che il mio nome non era quello vero e dicevo che era un altro, ma non lo sapevo. Dico, ma come fa a sbagliare questo pezzo di oro che praticamente il mio nome è così e invece me ne dice un altro? E poi sbagliavo sulla mia data di nascita, perché effettivamente io non mi ricordavo più di essere stato 18 mesi in coma e praticamente mi hanno fatto rinascere quando avevo 3 anni. Questo lo sapete benissimo che il vostro marietto racconta solo storie di fantasia, non dovete crederci a niente. Beh, comunque, morale della favola,
la storia va a finire che avevo fatto su 10 quadranti radiostesici 10 su 10, avevo sbagliato forse uno, ma avevo fatto il punteggio più alto di tutti. E il PRT stravedeva per me, infatti poi abbiamo visto che a 50 anni e rotti avrei ripreso in mano i quadranti radiostesici, insomma abbiamo visto un po' tutta la mia vita. A un certo punto io mi volto verso il pretino e gli racconto la storia che a 7 anni e mezzo sono stato tirato sotto in moto e che ero andato su in cima, ovvero più che andato su in cima, ero attraversato una porta di luce, entrato in un tunnel e avevo visto che il Gesù bambino di là non c'era mica. Il pretino cosa mi dice? Senti caro, io so quello che dici tu e so che è vero, però tu non puoi dirlo qui perché la gente non ci crede ed è cattiva e ti farà male. Quindi questo segreto resti fra me e te e non raccontare a nessuno di questi quadranti radiostesici. Infatti io, lo sapete, non ho mai raccontato a nessuno. Se qualcuno ha scaricato da qualche circuito, cioè 128.000 circuiti PDF dal sito del Capitano Intervista, io non c'entro niente. Però il pretino mi aveva detto 10 anni non devi raccontare a nessuno di questi quadranti radiostesici, perché quelli del tuo paese non vogliono che tu li tocchi, sappi che esistono. Quindi il vostro Marietto fece il giuro in giuretto e non disse a nessuno, e non disse mai a nessuno dei quadranti radiostesici e circuiti radionici. Quindi il giorno dopo ancora cosa successe? Il pretino venne da me e mi disse adesso io devo andare via di qua perché arrivano su quelli del tuo paese e mi vogliono fare secco. Quindi scappo, torno a Milano, tu non aver paura, andrà tutto bene e ricordati che nelle mani hai l'oro. Io guardavo le mani, cercavo l'oro nelle mani perché chiaramente ero piccolino e non sapevo dove era quest'oro. E poi mi disse una cosa, vedi, loro ti vogliono rubare una cosa che tu hai. Tu sei un 12.000 bovis, mi spiegò così. E io dico, chiesi, ma cos'è questo 12.000 bovis? E lui mi disse, sai, tu sei come una batteria, hai 12.000, loro ne hanno 6-7.000 e vogliono rubarti la tua energia, ma non ce la faranno mai perché è tua quella energia. Comunque adesso io devo scappare perché stanno arrivando su quelli del tuo paese. Alla fine lui se ne andò e io vidi arrivare nel pomeriggio quelli del mio paese, dei birichini. Comunque, cari amici, questa è una storia di fantasia del vostro Marietto. Adesso sapete a che età il vostro Marietto, cioè 45 anni fa, ha incontrato i primi quadranti radiostesici che potete scaricare gratuitamente nel sito ilcapitano.altervista.org e se volete potete tranquillamente iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano o venirci a trovare nei gruppi Facebook. Bene cari amici, spero che anche la visione di questa passeggiata in moto sul Passo a Novena vi sia piaciuto e vi saluto alla prossima, ciao!